Coltivare il futuro, recuperare la fertilità dei suoli agrari per affrontare il cambiamento climatico. È il titolo del convegno organizzato nel fine settimana dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per analizzare e approfondire possibili strategie innovative per la gestione del suolo, rivolte da una parte a migliorare la fertilità dei terreni e dall'altra a fronteggiare la sempre più evidente crisi climatica attraverso tecniche sperimentali per trattenere l'acqua nei terreni quando ce n'è in abbondanza e rilasciarla al bisogno. I cambiamenti climatici stanno innanzitutto facendo perdere a livello mondiale oltre il 30% della produzione di cibo e questo sta succedendo anche nel nostro paese in un momento dove di cibo ne abbiamo sempre più bisogno. I consorzi di bonifica stanno facendo degli sforzi importanti garantendo l'acqua di irrigazione a un'agricoltura che deve fare i conti da un lato con i cambiamenti climatici e dall'altro dalle maggiori esigenze di sostenibilità della produzione ma anche della disponibilità di cibo. Uno dei fenomeni che stiamo valutando e che stiamo sperimentando anche qua in Veneto, grazie al Consorzio Veneto Orientale, è quello di capire quanto può incidere l'incremento della sostanza organica non solo per quanto riguarda il dissesto idrogeologico ma anche la capacità di trattenimento dell'acqua per ridurre l'utilizzo dell'acqua in agricoltura. Abbiamo ritenuto assieme all'Università di Padova di far partire un progetto di ricerca molto serio perché riteniamo che l'aumento del quantitativo di sostanza organica, di materia organica sul terreno sia uno, se non il principale obiettivo da raggiungere per migliorare appunto la resilienza dei terreni rispetto al trattenimento dell'acqua. L'abbiamo denominato diga diffusa, si riesce a trattenere una importante quantità d'acqua che si può, nelle migliori dei casi, anche ad arrivare a una irrigazione e mezza all'anno. Su questo fronte nel convegno si è analizzato il caso della sperimentazione agronomica, in corso fin dal 2019, presso l'azienda del Consorzio in località fiorentina, che punta all'individuazione di buone pratiche per il recupero della sostanza organica nei suoli agrari e all'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica, il tutto in collaborazione con il Dipartimento di Agronomia Dafne dell'Università di Padova e a numerosi partner tecnici. Con specifico riferimento appunto al miglioramento delle capacità di trattenuta dei suoli, abbiamo potuto constatare che la capacità di trattenuta dei suoli è aumentata di circa 175 metri cubi per ettaro. Consideriamo che noi abbiamo un territorio di circa 60.000 ettari irrigui, questo se esteso a tutto il nostro ambito di irrigazione si tradurrebbe in un invaso complessivo di circa 10 milioni di metri cubi. Quindi un dato importante che ci rafforza nell'idea di continuare a lavorare e a diffondere un po' un'azione di coordinamento su questi temi.